Attraversa il ponte. Bam 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 bam. Wow! Lo sacra al cemento. In diretta nel mio garage stamattina in direzione Moldeno, quindi niente berici, perché sto giro ci imbocchiamo a niente Vetox. Buongiornissimo, sono le 8:28, lanciati per modo di dire sulla Modena Brennero in direzione Molveno. Sono proprio curioso di fare 2 giorni tutta una serie di attività di networking, possiamo chiamarle, anche se io sono un po' un pesce fuor d'acqua, nel senso che vado proprio a curiosare, a capire, perché è un paio d'anni che voglio andare a questo evento e quest'anno ci sono riuscito. YouTube nei prossimi giorni sarà strapieno di robe, io vi porto un punto di vista di uno che non c'entra niente con questo ambiente, ma è curioso di andare a vedere. Un'altra oretta e poi ci siamo. Dai, arrivati, Hotel du Lac, per gentile concessione, per gentile dritta anzi di Mowi, che ringrazio. Andiamo dentro a fare check-in, sistemiamo un po' di robe, la conferenza inizia alle 10:30, quindi siamo dentro con i tempi. Ciao, buongiorno. Ciao. Prego. Ho una prenotazione. Ho sentito ieri la sua collega, mi diceva di passare. Gira leggermente a sinistra su via Lungolago, quindi tra 5 metri. Attraversa il ponte. Il check-in per il biglietto dove si fa? Quale ingresso? Non c'è nessuno, per quello chiedo. È un piacere avervi qui oggi, così numerosi. Adesso andremo a vedere anche chi c'è in sala, non per nome, ma per capire anche, per conoscervi un po', per stimolare anche le chiacchiere, che sono secondo me anche la parte più interessante. Questo è un evento che organizziamo ovviamente come Dolomiti Paganella Bike, in collaborazione con Bike Connection Agency. Comunque io ho iniziato con la mountain bike più o meno 25 anni fa. Il modo in cui avevo iniziato era tramite mio fratello, si era comprato una prima mountain bike. A me faceva impazzire, non so, queste mountain bike che cominciavano ad avere gli ammortizzatori, le ruote tassellate o i componenti anodizzati. Erano anche gli anni in cui si cominciavano a vedere anche i primi freni a disco. Insomma, questa era la cosa che mi aveva appassionato. Tant'è che dopo un po' che andavo lì e sempre rompevo le scatole, volevo vedere prodotti, parlare di biciclette, mi fa, ma senti, ma perché non le vai a fare uno sport, no? E mi diede il contatto di una squadra, tipo che ce n'erano pochissime, ce n'era solo una in provincia, li ho contattati e ho cominciato a correre. Ho cominciato con cross country. Oltre al mio ruolo in Crank Brothers come brand director, faccio parte di un gruppo industry, un gruppo, quello che chiamiamo Mountain Bike Expert Group, quindi sono varie persone che fanno parte dell'industria, che fanno parte di questo gruppo che si incontra mensilmente, ed è una iniziativa che nasce tra la collaborazione tra Cycle Industry Europe, che è diciamo, l'associazione di settore che rappresenta l'industria del cycling, per fare un paragone come una sorta di Confindustria del mondo della bicicletta in Europa, e Inva Europe, di cui abbiamo anche qua Mark, che anche lui fa parte di questo gruppo. Quindi che obiettivo ha questo gruppo di persone? Beh, di fatto l'obiettivo è cercare di fare in modo che la mountain bike possa svilupparsi ed esprimere il suo massimo potenziale, okay? Quindi che diventi una soluzione per uno sviluppo sostenibile di comunità e persone. Promuoviamo la mountain bike affinché possa essere un'offerta, no, del mondo turistico e delle destinazioni. Ci occupiamo anche di raccogliere dati e divulgarli, che siano questi ricerche, indagini o studi, e tra l'altro abbiamo anche una collaborazione e un dialogo aperto con altri gruppi del settore, sia nel mondo della bici ma anche al di fuori del mondo della bici, affinché diciamo che il punto di vista e l'interesse dei mountain biker venga rappresentato. Riuscire a creare relazioni che creano delle comunità, e una comunità che poi a sua volta crea una cultura. Di fatto quello che dobbiamo fare è fare il mountain biker
E questa è un po' la chiusura del mio messaggio. Grazie. E la prima parte di giornata andata molto bella. Adesso c'è il pomeriggio legato alle trail area, nello specifico con quel ragazzo là che vedete, che è Mowi. Vediamo cosa ci aspetta, dai. Grazie mille Simon e grazie mille NTB Talks per questa bellissima opportunità e per questo spazio riservato alle trail area emergenti della famiglia Mowi. Sono aree che magari non hanno grandi numeri o servizi da stazione sciistica, ma che lavorano da anni con grandissima passione, determinazione e devo dire tante volte anche con grande creatività per valorizzare i loro territori attraverso la mountain bike. E questo spazio nasce proprio con l'obiettivo di dare voce, di dare visibilità a queste trail area. Noi lo facciamo già da tempo attraverso la nostra piattaforma Mowi, la nostra piattaforma digitale, e quest'anno abbiamo l'occasione di poterlo fare anche da questo palco importante. Prima di entrare però nel vivo delle aree selezionate per questa prima edizione degli NTB Talks Mowi Awards 2025, per chi non ci conoscesse, per chi non conoscesse Mowi, faccio una breve introduzione su chi siamo e che cosa facciamo, e per farlo partirò da qui. Se vuoi un salmone così buono, devi andare fino al tuo frigo. Mowi, spudoratamente buono. Allora, siccome ce l'avete chiesto in tanti e più volte, ecco, chiariamo che noi non siamo questi sono i nostri cugini norvegesi, noi non siamo specializzati nella pesca al salmone, loro sono spudoratamente buoni, noi siamo spudoratamente wizard, ma non peschiamo. Devo dire che anche noi siamo belli stravaganti, come potete notare, ma siamo appassionati di tecnologia, di mappe e di sport outdoor. Infatti la nostra startup si chiama Mowi, acronimo di Mountain Wizard, e siamo specializzati nello sviluppo di prodotti digitali per la valorizzazione e la gestione dell'offerta turistica outdoor locale. Questi sono i nostri 3 prodotti verticali di punta: Mowi Bike, Mowi Snow, Mowi Hike in uscita per l'estate, primavera-estate 2026, e quello che vedete alle mie spalle è la nostra impronta digitale, il nostro tratto caratteristico, ovvero il micromondo 3D Mowi, la tecnologia attraverso la quale noi rappresentiamo e permettiamo di fruire l'offerta turistica outdoor delle nostre destinazioni. Questi micromondi 3D poi ovviamente vengono arricchiti, popolati con tutte quelle che sono le informazioni, i tracciati, i punti di interesse, i servizi del singolo sport offerto dalle nostre destinazioni partner. Oggi ci concentriamo sul prodotto Bike, ovvero Mowi Bike, il prodotto verticale nato appositamente per il mondo delle trail area e dei bike park. Cos'è Mowi Bike per le trail area? Beh, sicuramente uno strumento per cercare di valorizzare e rappresentare al meglio la loro offerta turistica bike locale e anche il loro brand, la loro identità in modo unico ed esclusivo. Uno strumento per gestire e poter avere il pieno controllo su tutte le informazioni che vengono pubblicate, quindi dati, contenuti che rimangono poi all'interno del micromondo. E uno strumento per poter comunicare in modo diretto con i propri utenti e al tempo stesso rafforzare il legame con la community di rider globali. Oltre a questo, grazie alle funzionalità avanzate di Mowi diventa anche uno strumento centrale, tutta quella parte di gestione per quanto riguarda la mappatura, la manutenzione, il monitoraggio dell'infrastruttura bike locale, quindi segnaletica, tracciati, servizi della trail area. Per i rider invece Mowi è garanzia, uno strumento garanzia di affidabilità e semplicità nella scoperta e nella fruizione delle trail area e dei bike park, sapendo di poter contare sempre su informazioni verificate e sicure caricate dalla trail area stessa dei nostri partner locali. Ora, per questa prima edizione dei Mowi Awards 2025 abbiamo selezionato 3 trail area emergenti della famiglia Mowi che a breve saliranno qui su questo palco per raccontare le loro storie e condividere le loro esperienze. Brevemente
criteri che ci hanno guidato alla selezione. Un criterio quantitativo basato principalmente sui flussi e sull'interesse dei rider verso le trail area, qualitativo basato sull'impegno nella gestione e nella manutenzione delle trail area da parte dei nostri partner locali, e infine geografico per rappresentare territori diversi e mostrare la ricchezza italiana in chiave MTB. Direi di non fare altro tempo alle vere protagoniste di oggi di questo spazio, quindi andiamo a presentare le trail area selezionate per questa prima edizione degli MTB Talks Movie Awards. Devo dire che in questo momento mi sento un po' come Amadeus al Festival di Sanremo. La Natisone Bike Arena, un forte applauso. E la Valmalenco Trail Zone, facciamo un forte applauso e chiamiamo Bike Area Monti Sibillini Frontignano Bike Park. Un grosso applauso per loro. Intanto ringrazio tutti, adesso vi devo tediare 2 minuti ancora. Allora, per raccontarvi al volo, innanzitutto dobbiamo fare la foto di gruppo, quindi non scappate, la facciamo qui, appena ho finito di parlare io vi chiamiamo. Per noi è un grande sforzo organizzare questo evento, lo possiamo dire, lo facciamo volentieri, ci piace costruire come Bike Area anche una community di persone che ragiona sulla mountain bike, lo facciamo con tante persone, lo facciamo da un sacco di anni, ogni tanto ci viene voglia di smettere, ogni tanto ci viene voglia di riniziare, questo fa parte del gioco, ma è un evento a cui teniamo particolarmente, ce ne sono pochi altri in Italia e quindi vogliamo insomma lasciarvi con questo auspicio di rivederci l'anno prossimo, magari ancora più numerosi, e a discutere di questi altri temi. Grazie. Io ho proprio detto che non ho ancora mangiato. Buongiorno! Giorno 2, direzione FAI della Paganella e basta, ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Siamo al calcio stasera alle 20:45 Tallinn, l'Italia affronta l'Estonia, Citi Gattuso schiera. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tu fai solo FAI. Ok. Dopo saliamo, ci sono io. Ok. Ciao, buongiorno, sono con il gruppo degli MTB Talks. Buongiorno. Dai, via. 3. Perfetto, siamo in piedi e dentro nel ferro. Yes. Sì. Sì, dai, ci stanno. Beautiful weekend in October. Yeah. L'autunno, è qualcosa di magico, veramente. Si chiama Selletta, è un punto strategico di connessione tra la FAI Zone che è di qua e l'Andalo Zone che è di qua. Qui, se vi ricordate, 2 anni fa abbiamo aperto il primo trail alla cima, si chiama Interstellar, e abbiamo la Supernatural che va verso Andalo, e oggi andiamo a vedere insieme a Ezio e ai ragazzi di Trail Zone il nuovo trail di collegamento appunto dall'Andalo Zone alla FAI Zone, che ci porterà poi al rifugio Meritz. Non è ancora ufficiale, non è ancora aperto, verrà inaugurato ufficialmente al prossimo Bike Opening 2026, quindi 29 maggio, 31 maggio, inaugurazione ufficiale del trail. Il livello è un livello medio avanzato e diciamo che questo qua strizza un po' l'occhio magari a costruzioni un po' più tradizionali rispetto a quella che è stata la Supernatural e la Duel. Può piacere più al biker un po' più classico, perché comunque è un trail che viene utilizzato, in cui vengono utilizzati i freni, ci si gestisce la velocità con i freni.
cui utilizzi sistemi diversi a seconda del terreno, di come ti capita. Sì, con sistemi cosa intendi? Sistemi di lavorazione, cioè fresi e magari butti dentro del materiale e gli aggiungi del cotico, piuttosto che gli aggiungi sassi perché ce l'hai troppo organico, e a seconda di quello che succede. Come avete visto, pulito e abbiamo... Guarda robe! Wow! Noi comunque teniamo una tempistica che va attorno al chilometro mese. Ok. Poi viene riraggruppato e qui vabbè, abbiamo lavorato tanto su alcune zone, c'è anche un frantumato molto importante che poi ci servirà o servirà a qualcun altro negli anni avere un po' più di materiale, perché abbiamo visto in altre zone dove magari abbiamo frantumato più in uno strato leggero, sì, bellissimo, però poi quando quel strato se n'è andato dovresti rientrare con la macchina, è un po' più complesso. Almeno in questo caso qua in teoria un po' di materiale, un po' di base in più c'è. Da lassù, assurdo. Il profilo originale comincia dove vedete lì quel vecchio ceppo e si allaccia E pam 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 pam. alla base di questi alberi che comunque sono giù di un metro, praticamente qui così, il profilo questo era così. Wow. Questo erano 80 gradi che andava giù, non potevamo comunque cambiare posizione perché comunque avete visto che si arriva qua abbastanza pianeggianti, perché purtroppo abbiamo questi salti di quota con delle gole. Oh! Yeah, baby! Sarà freni! Per fare un SRAM! Cacane però ragazzi. Chicken. Wow. Vai. Wow! A saper saltare, se vado qua e se no se va a casa.
stato un piacere. Piacere mio. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Sì. Eccomi di ritorno. Allora, che dire, ho gli occhi a cuoricino, è stata una figata. È stata una figata sentire come si muove il mondo della mountain bike, come si muove l'outdoor, sentir parlare di gravel, sentir parlare di tutto quello che la mountain bike fa a livello umano, sia per le aree e sia per le persone, perché ho assistito a qualcosa che è stato veramente molto interessante. Troverete sicuramente i video online, quindi non sto qua a farvi lo spiegone, il pippone, perché non è di mia competenza e ci sono persone molto più brave di me a farlo. Però l'unica cosa che posso dirvi, se una volta vi va di andare, andateci, perché è una cazzo di figata. Capire come lavorano, capire come si fanno i trail, anche il workshop oggi con i trail builder di Fight Zone è stato totale, vedere come lavorano la montagna, la strategia che usano per il movimento terra, le difficoltà e soprattutto il nuovo trail che wow. Non ho niente da dirvi se non quello che vi dico di solito: perdetevi, esplorate e state fuori. E adesso, a proposito di stare fuori, farò anche fatica a rientrare perché c'è un mega incidente, tratto chiuso tra Rovereto e Verona, tutto congestionato. Sarà un po' lungo a tornare a casa, ma a cuor leggero. Bella!